Presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto, un momento molto importante per i ragazzi, per la comunità di Chioggia e anche per la provincia, questa inaugurazione, Presidente. Sì, è importante perché premia quello che è stato l'investimento che la provincia di Venezia ha messo e ha fatto in tutti questi ultimi 5 anni, dove nel credere che la formazione dei nostri ragazzi presso i centri di formazione costituisca una grande opportunità, oggi è testimoniata dal fatto che chi si iscrive ai nostri centri di formazione riesce ad avere una grande opportunità in termini di risposta al lavoro, e questo viene colto da noi come un risultato all'investimento che è stato fatto. La provincia di Venezia ha 3 centri di formazione, quello di Chioggia è un centro assolutamente importante che ha visto modificarsi la sede in questi ultimi 2 anni per ampliarsi con tecnologia, con strumenti che permettano ad un ragazzo che si iscrive a questo centro di formazione di uscire formato su tutto quello che è il mondo, diciamo, alberghiero, quindi riesce a disossare la carne, come riesce a preparare un dolce, come riesce a preparare una sala per quella che è l'accoglienza. Questo sta a significare che le possibilità che ha poi quando va fuori alla ricerca di lavoro si moltiplicano grazie a questa molteplicità di esperienze che riesce a fare nei nostri corsi. Prima la domanda ai pizzaioli che hanno finito il corso su quanti hanno già avuto un'offerta di lavoro, la maggior parte di loro ha alzato la mano, e questo credo sia il risultato più grande che noi potevamo ottenere dopo il percorso fatto. Presidente, oggi la presenza del consigliere regionale Tiozzo posso dire che è quasi strategica rispetto al futuro di questo impegno per la provincia nell'ambito della formazione professionale. Ma è strategica perché comunque noi volevamo esprimere al rappresentante della regione quella che è la soddisfazione di aver investito anche in assenza di risorse e di trasferimenti che non sono venuti dalla regione, perché merita ricordare che la provincia di Venezia è l'unica rispetto alle altre province della regione Veneto che ha investito in assenza di trasferimenti su questo settore, e quindi oggi la regione deve essere assolutamente stimolata a rimettere delle risorse significative e a far sì che in quello che sarà il cambiamento di questo ente da provincia a città metropolitana o quello che succederà venga garantito con la presenza della competenza in termini di formazione e di lavoro, perché quello che noi lasciamo a questo territorio è un patrimonio di grande valore.